benvenuto a tutti quanti. Cominciamo con questo mondo sulle erbe spontanee. Spero sia gradito, visto che oggi c'è questa grande richiesta. La conoscenza non è al massimo livello, ma diciamo che si può, basta la buona volontà. Oggi andiamo a preparare alcune ricettine, una diciamo un po' sfiziosa, il plum cake con il silene, cioè in friulano il plum cake allo sclopit, no? Un'erba versatile che si presta a fare di tutto e di più. Io, avendo fatto così per hobby 47 anni in cucina, ho ideato come tutti, no? Qualche ricetta con questa silene, con questo bubbolini o sclopito, insomma ho più parole. Oggi andiamo a fare questo dolce. Dunque il dolce è fatto sempre nella maniera, diciamo, tutto quello che proporrò in futuro sarà fatto nella maniera più semplice possibile perché sia alla portata di tutti, senza che uno poi possa tirarmi, no, delle ingiurie, non so che, perché non riesce a fare la ricetta. Dunque tutto deve riuscire. Ecco, dunque abbiamo il cosiddetto sclopit, silene vulgaris, che andremo a mettere nell'acqua bollente, dunque della semplice acqua bollente, dove metteremo dentro lo sclopit e basterà naturalmente un attimo di cottura. Quello che spesso sento dire o viene detto in queste erbe che vengono usate direttamente, forse sarà anche per il caso di esperienza, io non lo consiglio, sempre una piccola lessata del prodotto. Non è da lessare troppo, basta qualche minuto, perché le proprietà naturalmente sì che scompaiono, ma quando facciamo bollire almeno 20 minuti, no? Ma quest'erba, visto che ha bisogno di 2 minuti quando va bene di cottura, ecco che immediatamente noi non roviniamo le proprietà né organolettiche, ma nemmeno i gusti, perché sono importanti i gusti, no? Come anche i colori. Si può naturalmente ovviare in tutte le erbe, diciamo, verdi con clorofilla, si può ovviare e non disdegna un pizzico proprio leggero di bicarbonato. Questo mantiene il colore, ma se non altro ci aiuta a digerire bene, come a prendere l'Alka-Seltzer, no? L'Alka-Seltzer magari uno lo prende perché ha mangiato troppo, noi no, quel pizzico di bicarbonato è giustissimo per digerire bene, è molto importante. Ecco, qua siamo quasi arrivati, come dicevo, qualche minuto, l'erba rimane perfetta, il colore è buonissimo e naturalmente noi l'acqua in questo caso non la buttiamo via. Diciamo, se per fare solo il dolce l'acqua va buttata e non dà niente, ma visto che dopo facciamo qualcos'altro sempre con lo sclopit, il risotto, a questo punto l'acqua ci verrà a servire, dunque dobbiamo mantenere anche l'acqua. Visto che adesso manca qualche secondo, andiamo ad elencare così un pochino, no? Naturalmente ci vuole lo zucchero, perché se parliamo di dolci ben venga lo zucchero, che è giusto che sia. La farina, quali solite problematiche, che farina 0, 00, Manitoba ce n'è. Io direi che la farina uno deve mettere quella che ha sempre usato, quella che ritiene migliore. Personalmente io uso una semplice farina 00 ed ho risolto tutto, ma non posso obbligare nessuno, no? Chiaramente ognuno ha la sua idea. Naturalmente le uova, se sono di casa benissimo, il burro, quello è un condimento che serve, naturalmente sale e pepe, cioè scusate, non pepe in questo caso, sale e lievito, perché viene spontaneo, no, di dire il pepe, ma in questo caso nel dolce no, ma in certi dolci va anche il pepe, non oggi. Ecco, la verdura è pronta, possiamo spegnere il gas e andiamo a scolarla, ed ecco qua. Ecco lo sclopit scolato, deve solamente intiepidirsi, togliamo la parte di acqua in eccedenza, dunque spremere leggermente, vale il discorso che se il prodotto è tanto bisogna perlomeno raffreddarlo, anche per poterlo lavorare con più tranquillità. Recupero l'acqua, come vi ho detto, che poi la useremo in un secondo momento.
Bene, ora andiamo alla preparazione. Dunque si rompono le uova, succo di limone che è importante per evitare l'odore di freschino, il sale l'abbiamo messo, si comincia a sbattere piano piano. Naturalmente poi dovremo mettere tutto il pieno negli stampini. Cos'è che possiamo fare perché non attacchi nello stampino, perché spesso succede? Allora si possono fare naturalmente più versioni di ogni cosa, no? Noi oggi facciamo la versione monodose. Io naturalmente ho anche già preparato il classico che dopo ce lo vediamo, ma non si sa, la gente non sa mai cosa fare, cosa buttare, cosa mettere perché non attacchi uno stampino. Qui abbiamo un goccio d'olio, basta una piccola salvietta perché col pennellino se ne butta giù troppo olio. Si ungono gli stampini. Questa è una cosa che già faccio da molti anni e dà sempre un risultato eccezionale. Allora, prima di fare l'impasto bisogna oliare gli stampini. Ecco, gli stampini sono oliati, sono a posto. Poi cosa vado a fare? Prendo dello zucchero, lo metto in ogni stampino, diciamo il zucchero che io calcolo che mi serve per fare il dolce, perché è tutto già pesato, no? Per andare con sicurezza. Prendo la parte dell'uova, faccio passare lo zucchero in giro allo stampino e qua sono sicuro che il dolce non attaccherà. In questa maniera. Poi naturalmente sappiamo che chi ha quegli stampi grandi, oggi si usa la carta da forno, va bene anche quella, non c'è problema, ma questo qua si può fare in qualunque stampo, sia carta da forno, sia con gli stampi rettangolari che con gli stampi tondi. Ecco, dunque vediamo come che è schiumato bene, no? Proprio si vede il colore uniforme. A questo punto mettiamo dentro la nostra piccola parte che non serve tanto di questo xilene. Ci mettiamo la farina, ci mettiamo il pizzico di bicarbonato iniziale, di bicarbonato, che dobbiamo controllare piano piano che non ci siano dei grumi, perché è un peccato, perché altrimenti, cioè scusate, il lievito non è bicarbonato. A parte che io sì, ho detto erroneamente bicarbonato, però sappiamo benissimo che si può far lievitare con il bicarbonato, non è d'obbligo il lievito. Se qualcuno è intollerante al lievito si può fare benissimo con il bicarbonato. L'unica cosa che il bicarbonato, diciamo, se vogliamo dire, non è di negativo, però quando facciamo un prodotto con bicarbonato non possiamo lasciarlo fermo poi, perché la lievitazione col tempo va a svanire, dunque bisogna subito infornare, specialmente i biscotti, che la grandissima parte dei casi si fanno con il bicarbonato. In questo caso bisogna lavorare subito il prodotto per evitare queste problematiche. Dopo, se è vostro piacere, se preferite, per evitare problemi o la mano non è ferma, una cosa e l'altra, allora possiamo anche mettere in una caraffa, no? Per poi far mandare giù. Ecco, diciamo che si può benissimo fare un lavoro così. Lo stampino va caricato, diciamo, sulla metà. Allora voglio solamente far presente che quando si cucina nel forno normale, statico, c'è una temperatura, dai libri che leggete, dalle varie ricette. Bisogna avere solo un piccolo accorgimento quando sono i forni a ventilazione. Diciamo che non tutti sono umidificati, perché nelle case comuni è un po' difficilino, no, trovarli umidificati, ma basta avere un piccolo accorgimento: forno ventilato, 10 gradi di meno. Ecco che questo ci dà un buon risultato, no?